Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Aggredito perché passava da una strada che un gruppo di bulli considerava di propria gestione. È accaduto a Catania, a finire in ospedale un 18enne. Il video drammatico dell'episodio è il grido di dolore della madre. Denuncio per difendere gli altri come mio figlio. Aeroporto Fontanarossa, dopo il no alla richiesta di dimissioni del Consiglio d'amministrazione della SAC, la replica del sindaco di Catania, Trantino, fanno come le chiocce. La gestione dell'emergenza incendio è stata inadempiente. Palermo ricorda Libero Grassi, simbolo dell'anti-racket, ucciso 32 anni fa per il suo rifiuto di pagare il pizzo. L'amarezza del procuratore De Lucia, in troppi ancora pagano e non denunciano, ci sono imprenditori che cercano l'aiuto della mafia. Lampedusa, sbarchi diminuiti per le avverse condizioni del mare, nuovi trasferimenti, ma l'emergenza rimane. Meloni convoca un tavolo permanente affidato al sottosegretario Mantovano. Netturbino con la laurea in tasca aggela la storia di un operatore ecologico dai tratti molto particolari. Al Teatro Antico di Taormina lo spettacolo di Antonello Venditti e Francesco De Gregori insieme per un viaggio musicale che attraversa la storia del nostro paese. Calcio, foto sotto l'elefante per il Catania che si presenta alla città, incontro istituzionale municipio, voi gladiatori, il Massimino, la vostra arena. In Serie B, turno infrasettimanale questa sera per i rosanero che saranno di scena a Reggio Emilia contro la Reggiana. E come avete sentito dai titoli, a Catania un 18enne è stato aggredito solo perché passava da una strada che un gruppo di bulli considerava di propria gestione. È accaduto all'ingresso del Parco Gioeni. Il giovane è finito in ospedale. Il video drammatico di questo assurdo episodio di violenza. Lorena Dolci. È un sabato sera come tanti a Catania. Piero, lo chiameremo così, vuole raggiungere i suoi amici in centro. Siamo nella strada sopra la fontana del Tondo Gioeni, in via Albertone Matteo. È uno dei tanti punti d'incontro dei suoi coetanei. Ma quella non è una strada come tante. Qui comandano loro, i bulli del quartiere, e decidono chi deve passare e chi invece no. Guardate in questo video drammatico cosa succede non appena arriva il ragazzo sulla moto. È un'aggressione selvaggia e immotivata. Sono calci e pugni contro una persona già a terra indifesa. Un pestaggio che poteva finire anche peggio, interrotto da un ragazzo che interviene e allontana gli aggressori. Piero, 18 anni appena compiuti, finisce in ospedale con una prognosi di 25 giorni per i traumi riportati. Adesso è a casa, dolorante ma coccolato dagli amici che cercano di fargli dimenticare questa brutta esperienza. La mamma ha deciso di presentare denuncia. Il video che state vedendo dopo aver fatto il giro dei social è adesso nelle mani degli inquirenti. Un indizio per fare luce su una terra di nessuno, un rettilineo che diventa pista per le impennate, dove non c'è nessun controllo, solo la legge del più forte. Ma sentiamo la testimonianza della madre del 18enne che dice: punito da chi vuole gestire la zona, mio figlio punito da chi vuole gestire la zona, denuncio per chi potrebbe trovarsi come lui. Come sta adesso tuo figlio? Allora, mio figlio sta discretamente, ha riportato dei danni abbastanza lievi rispetto all'aggressione che ha subito, per fortuna, perché aveva il casco, quindi ha un leggero trauma cranico, un leggero dolore alla gamba, anche al collo, e deve portare per almeno un mese il collarino. Che idea ti sei fatta di quello che è successo? Allora, innanzitutto ho pensato che è successo in una zona della città che tutto sommato è in un'area buona della città, ma che sicuramente è una zona non controllata. Penso che ci siano delle persone come questi tizi che si sono potuti permettere di gestire la zona, cioè dicendo ai ragazzi: tu da qui passi, tu da qui non passi, tu non impenni con la moto, il prossimo che passa gliele suono. E così è stato, e quindi mio figlio è stato il malcapitato in questo caso. Che cosa vorresti dire a questi ragazzi? Io sono dispiaciuta per voi, perché invece di uscire la sera, andarvi a divertire, andare a ballare, a mangiare una pizza, andare a scherzare con i vostri amici, uscite pieni di rabbia e di rancore, e quello che voi avete combinato ha creato un danno a mio figlio, ma creerà maggiori danni a voi sociali,
creerà danni ai vostri genitori, crea dispiacere alle vostre famiglie, a chi magari vi conosce e non sa quello che fate la sera. Voi avete presentato denuncia, perché avete deciso così? Se io non avessi fatto questo, magari loro ritornano là un'altra sera, gli dà fastidio che passano i ragazzi con la moto e decidono di picchiare un altro ragazzo. Magari l'altro ragazzo non ha il casco, magari l'altro ragazzo sbatte la testa e invece di essere qui la madre a parlarne è in rianimazione. Quindi io questo l'ho fatto per proteggere i figli degli altri. E in coda al TG la madre appunto del ragazzo picchiato che avete appena visto dai bulli a Catania sarà ospite di Lorena Dolci per approfondire attraverso la sua testimonianza questo ennesimo episodio di violenza. Appuntamento alle 14:30 su Telecolor e in streaming su lasiciliaweb.it. Potete interagire inviando domande con un messaggio al 342 74 55 005. E cambiamo argomento. Manager non all'altezza, il sindaco trantino, il sindaco di Catania, ribadisce la sfiducia verso i vertici dell'aeroporto di Catania e ribadisce: me l'aspettavo, la Chioccia non abbandona i suoi pulcini, rimangono le inadempienze della gestione nell'emergenza dopo l'incendio di luglio. Tonino De Mana. Sindaco, su rifiuti e emergenza aeroporto lei umilmente ha chiesto scusa. Per la vicenda aeroporto, SAC, chi dovrebbe chiedere scusa? Non sta a me a dirlo. Io ieri in assemblea dei soci ho chiesto le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione, avendo ritenuto che vi fossero gravi inadempienze in tutto il loro operato in relazione alla mancata assistenza dei passeggeri, che hanno comportato vere e proprie sofferenze, quindi ben più che disagi, che alla fine hanno determinato un ritorno negativo in termini di reputazione del nostro distretto, i cui danni non possiamo calcolare adesso, ma che certamente nell'onda lunga saranno notevoli per decine, se non, come qualcuno dice, centinaia di milioni di euro. Qualche associazione ha valutato un calo del 30% del turismo proprio per gli incendi in aeroporto. E purtroppo è così, o meglio, purtroppo è così, ho letto questo, non ho elementi per stabilire quanto siano fondate queste stime, ma certamente comunque il danno è notevole. I soci di SAC hanno respinto le dimissioni e lei cosa si sente di dire? Nulla, assolutamente, purtroppo è normale che fosse così, la Chioccia difficilmente abbandona i pulcini. Quello che desidero però dire è che quando io leggo che il sindaco sarebbe rimasto solo, a giudicare dalla condivisione della mia iniziativa di ieri da parte di tutta la città, evidentemente non sono solo perché i cittadini hanno compreso che fosse una iniziativa ragionevole. Ci sono sempre poi dei giochi politici, chiamiamoli così. Io non intendo assolutamente alimentare questi giochi. Ho parlato con tutti i rappresentanti dei partiti che sostengono questo sindaco, questa amministrazione, ho comunicato loro quello che avrei fatto e quindi a quel punto ho agito. Lei ha detto che ci vuole per un ruolo strategico come quello dell'AD o comunque di vertice della SAC una persona competente, comunque brava. Che cosa voleva dire? E quando parliamo di infrastrutture strategiche come aeroporto, come porti, quindi come coloro i quali dovrebbero essere le prime società a consentire l'alimentazione di quel circuito turistico su cui si regge la nostra economia, è chiaro che devono andare dei manager che hanno competenze specifiche in campo trasportistico, in campo aeroportuale, e non possiamo prendere dei manager che magari saranno bravissimi nelle loro attività, ma che poi alla fine hanno dimostrato di non essere all'altezza dei loro compiti, mostrando evidenti lacune ed approssimazioni che poi hanno determinato quel che tutti quanti abbiamo potuto vedere. Ed Enrico Trantino spariglia, diciamo così, nel quadro della politica siciliana per scelte e assunzioni di responsabilità. Il sindaco, scelto direttamente da Giorgia Meloni per amministrare Catania, unisce le personalità di un gruppo che in poco tempo è volato dal 4% al governo dell'Italia. Luca Ciliberti. Enrico Trantino è l'uomo scelto da Giorgia Meloni in persona per rappresentare la più grande città amministrata da Fratelli d'Italia. Dal punto di vista politico si rivela essere espressione di una classe dirigente nuova che la stessa politica dell'isola fa fatica a interpretare. Il presidente Schifani su tutti. Parla di merito, di competenze, con il risultato di mettere all'angolo una certa arrogante burocrazia e la politica delle nomine, con un effetto deflagrante nel sottobosco degli equilibri del sistema Sicilia. Enrico Trantino in pochi mesi si sta dimostrando l'uomo che unisce anche le personalità più eccentriche di
un gruppo che in poco tempo è volato dal 4% al governo dell'Italia, senza sudditanza, e il suo modo di affrontare il mandato lo dimostra quotidianamente: rigore e non populismo, e questo atteggiamento attira consensi e nuove adesioni nel partito. Le scelte di un sindaco sono sì scelte politiche, ma investono l'intera collettività, rifiuti, viabilità, sport, periferie, e quando un sindaco ritiene di esprimersi, in questo caso sulla gestione inadempiente, sono parole sue, dell'aeroporto di Catania, non lo fa in virtù della sua piccola quota percentuale di azioni nel CDA della SAC, ma lo fa interpretando un sentimento comune nella collettività e presentando un corposo dossier per avvalorare questa posizione. È inusuale, certo, perché spesso si è abituati a vedere sindaci obbedire a scelte di partito, leader o correnti. Invece il sindaco Enrico Trantino si è comportato con rigore, come si conviene a un uomo delle istituzioni, un valore da spendere per il partito di Giorgia Meloni, che si prepara ad affrontare le prossime elezioni europee con un occhio a destra e con l'altro al litigioso centro. E adesso voltiamo pagina. L'esempio di Libero Grassi rimane attualissimo, ma sono ancora troppi gli imprenditori che pagano e non denunciano. Molte imprese chiedono favori ai boss. L'amarezza del procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, nel giorno del ricordo dell'assassinio del simbolo dell'antiracket, ucciso 32 anni fa dalla mafia. Mario Viola. Un manifesto scritto a mano è nuovamente incollato sul muro nel luogo dove venne ucciso. Una macchia di sangue è riprodotta a terra con la vernice spray. Con le modalità di sempre, per la 32esima volta i figli di Libero Grassi ne ricordano l'omicidio. L'imprenditore che si ribellò al pizzo fu assassinato di buon'ora dopo aver comprato il giornale come ogni mattina in via Alfieri a Palermo il 29 agosto del 1991. Ma i due figli non hanno mai voluto che sul posto fosse messa una lapide. Oggi, a distanza di tanto tempo, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, torna a proporlo. Il tempo dei testimoni non ha età. Libero Grassi sicuramente è un testimone ed è il motivo per il quale io mi auguro che possa trovare posto, se la famiglia lo vorrà, qui una targa che consolidi definitivamente e renda duraturo e perenne il ricordo di questo esempio e di questo testimone. A ricordare Libero Grassi anche il presidente della regione Renato Schifani e tutte le autorità civili e militari. Un ricordo che accade proprio nel giorno in cui il procuratore Maurizio De Lucia parla della nuova mafia, della sua evoluzione, ma anche del fatto che il pizzo si paga ancora e che sono tanti gli imprenditori che non hanno seguito l'esempio di Grassi, che addirittura cercano oggi i favori del boss. Una mafia che cambia ma non perde il controllo del territorio, e una cultura mafiosa invece che resiste anche ai segni del tempo, alle vittime e ai ribelli. E ci spostiamo a Lampedusa, dove sono diminuiti gli sbarchi nelle ultime ore per le avverse condizioni del mare e sono in programma nuovi trasferimenti. L'emergenza però rimane. Meloni affida i poteri per la gestione dei migranti al sottosegretario mantovano Emanuela Corsi. Si allenta la pressione a Lampedusa. Più di 1.800 migranti lasciano l'isola a bordo di navi, ma anche su 4 voli militari per Comiso, Pisa, Bari e Venezia. La prefettura di Agrigento e la polizia stanno cercando di fare in fretta per alleggerire la struttura di primissima accoglienza di Contrada Imbriacola, sfruttando anche queste ore di relativa tregua sul fronte degli sbarchi. Il forte vento di maestrale e il mare agitato hanno frenato le traversate nel Mediterraneo, ferme da domenica scorsa. Ma l'emergenza non è finita e dal governo arriva un tavolo permanente per gestire il fenomeno, guidato dal sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. Il nostro obiettivo è affrontare il problema in maniera pragmatica, con decisioni rapide e coordinate, ha spiegato il premier Meloni a margine del primo Consiglio dei Ministri riunitosi ieri dopo la pausa estiva. Meloni scavalca così i ministri Piantedosi, Salvini e Tajani e accentra i poteri per la gestione dei migranti su un organo diverso, il CISR, Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica. I dati dicono che c'è un forte aumento rispetto all'anno precedente, ha aggiunto Mantovano, anche se, leggendo attentamente questi numeri, si assiste ad un rallentamento dell'aumento dei flussi migratori. La direzione intrapresa dal governo è quella giusta: accordi con i paesi del Nord Africa di partenza e transito dei flussi. A breve l'esecutivo varerà anche un nuovo decreto sicurezza che contenga i provvedimenti normativi per contrastare l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani. Tra le misure anticipate dal ministro dell'Interno Piantedosi, il rafforzamento degli organici, l'attivazione in ogni regione di centri di permanenza per il rimpatri più veloci soprattutto per quei migranti ritenuti pericolosi.
Tuta da netturbino e una laurea in economia e commercio in tasca. La storia di un operatore ecologico gelese. Ogni tipo di lavoro è dignitoso, dice, fare il netturbino mi ha permesso di dare serenità e futuro alla mia famiglia. Gerry Italia. La tuta arancione, i guanti blu e una laurea in tasca. Quella di Orazio, il netturbino dottore, è una storia tutta da raccontare. Orazio, 44 anni, lavora per la ditta che si occupa della raccolta di rifiuti in città dal 2014. Da 8 anni a questa parte gira per i quartieri col suo mini compattatore a ritirare la plastica e il vetro dalle attività commerciali, ma la sua storia parte da molto lontano. Nel 2004 Orazio lavora in amministrazione per una ditta che si occupa di rifiuti e nel frattempo studia economia e commercio all'Università di Catania, dove nel 2006 consegue la tanto agognata laurea. Dopo il traguardo accademico, però, a causa di una serie di vicissitudini legate al cambio di appalto nel servizio, Orazio si trova a percorrere strade alternative fino alla proposta di lavoro come netturbino. Contratto regolare, ferie, contributi e soprattutto stabilità. Una proposta che accetta per garantire un futuro alla sua famiglia. Qua in Sicilia è difficile, soprattutto anche a Gela, avere un posto di lavoro da dipendente e quindi sostentare la famiglia in maniera adeguata, e questo me lo permette. Per questo ho detto va bene, continuiamo con questo tipo di lavoro. All'inizio Orazio ha vissuto questa nuova dimensione con imbarazzo, ma in suo soccorso è arrivato un alleato inaspettato, la mascherina protettiva, che è diventata una sorta di protezione dagli sguardi indiscreti. Ancora prima del Covid utilizzavo questo strumento di protezione individuale, perché la mascherina è uno strumento di protezione individuale, proprio per nascondermi il viso da questa situazione di imbarazzo, e poi è diventato uno strumento quasi che non posso far nemmeno, e quindi è continuata così. Però ripeto, non mi vergogno più, ma la mascherina la tengo sempre. Oggi Orazio è anche dirigente sindacale e si batte per tutelare i diritti dei suoi colleghi netturbini. Il lavoro sì, ma il lavoro ovviamente deve essere un lavoro stabile, un lavoro che non ti permette orari fantomatici con paghe da fame. Quindi questo me l'è permesso e mi permette di avere molta dignità e molto sostentamento per la mia famiglia. In bocca al lupo a questo mio omonimo gelese, allora, e intanto la pubblicità. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di spettacolo al Teatro Antico di Taormina. Ieri sera lo spettacolo di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, un viaggio nel tempo della loro musica, ma anche della storia e delle emozioni del nostro paese. Francesco Triolo. Ne non capissi dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro le scarpe e corse più veloce del vento. Il ritmo di Venditti, la poesia di De Gregori, in un mix che ha trascinato gli oltre 5.000 spettatori del Teatro Greco di Taormina, scenario quanto mai suggestivo per la loro musica. 24 canzoni del loro repertorio, più un omaggio a Lucio Dalla con la sua canzone che ha fatto emozionare e cantare tutto il pubblico. Canzone, cercala se puoi, Da Bombo non bomba, canzone d'apertura, la leva calcistica della classe del 68, in poi è stato un ripercorrere anni di musica e di vita italiana, oltre 2 ore e mezza di spettacolo, colonne sonore di più generazioni, di momenti trascorsi, di chi si riconosceva in Alice piuttosto che in generale, e poi Notte prima degli esami, La donna cannone, Rimmel, Titanic, Giulio Cesare. Io mi ricordo 4 ragazzi con la chitarra, un pianoforte sulla spalla, come Pini di Roma, la vita non li spezza. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle e pronte le 1000 lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Il bis ha portato Buonanotte Fiorellino prima della chiusura con Ricordati di me, e sarà una notte da ricordare per chi c'era. Adesso c'è la pubblicità, torniamo per parlare di sport. Ed
Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di sport, di calcio. I rossazzurri si presentano alla città, incontro istituzionale al municipio dove dirigenti, staff tecnico e giocatori del Catania hanno ricevuto il saluto delle istituzioni. Trantino, dovete essere dei gladiatori e il Massimino la vostra arena, poi foto di rito sotto l'elefante. Tonino De Mana. Avete presente i gladiatori, il Colosseo, il Massimino, deve essere la vostra arena. Il sindaco trantino fa gli onori di casa ed accoglie il Football Club Catania nel giorno della presentazione alla città, una città che vive di calcio e che attende con trepidazione l'inizio del campionato. Tifosi che stanno già facendo sentire la loro presenza con la campagna abbonamenti che ha già superato le 12.000 tessere. Venerdì sera si riparte e Catania-Crotone sarà l'anticipo assoluto della Serie C, una vetrina degna di palcoscenici superiori. Lo ha ribadito anche l'amministratore delegato Vincenzo Grella, sottolineando che molti giocatori arrivati in questa sessione di mercato hanno scelto Catania, rifiutando club di Serie B. Hanno scelto il nostro progetto, hanno scelto questa città e io sono molto orgoglioso di questo. 12.000 abbonamenti, Massimino che praticamente splende, abbiamo visto ieri sera, ci sono tutti i tasselli giusti per fare una stagione di vertice. Sicuramente l'obiettivo del club è di fare un campionato da vertice, proponendo un calcio aggressivo, un calcio che rende orgoglioso tutti i nostri tifosi. Scalpi da Samuel Di Carmine, professione goleador. Non vediamo l'ora, sarà una grande emozione e speriamo di fare subito una bella gioia ai tifosi. Si aspettano tanto da dei tifosi perché diciamo saresti la ciliegina sulla torta, l'attaccante da doppia cifra. Ma intanto io ringrazio perché mi hanno fatto sentire un calore per me bellissimo in queste settimane sono arrivato, insomma, e farò di tutto per dimostrare chi è Di Carmine. Dirigenti, staff tecnico, calciatori e collaboratori sono stati presentati uno ad uno, poi sfilata tra ali di tifosi nell'atrio del municipio e foto di rito sotto l'elefante, simbolo di Catania e del Catania. E turno infrasettimanale in Serie B questa sera per il Palermo che sarà di scena a Reggio Emilia contro la Reggiana. Ieri lo sfogo del tecnico Corini in sala stampa. Marco Gullà. Godetevi il percorso, lasciateci lavorare. Il messaggio di sfogo del tecnico Eugenio Corini è un messaggio chiaro, inequivocabile. Il Palermo ha bisogno di serenità e non di critiche per non aver vinto a Bari alla prima giornata. Questa sera Rosanero di scena a Reggio Emilia contro la Reggiana, turno infrasettimanale, sfida delicata anche perché il Palermo è un cantiere aperto. In famiglia si è sempre d'accordo come tratti un figlio. A volte lo sostieni, a volte lo sgridi, ma cerchi anche di capire in che modo farlo. Di conseguenza sull'amore del tifoso verso la maglia non discuto niente, sto lavorando a livello generale che noi tutti vorremmo un figlio laureato alla Bocconi, con un lavoro non so da che parte. A volte succede, a volte non succede, ma gli vuoi bene uguale e a volte nel percorso fa qualche errore e lo sostieni. Io sto solo dicendo questo, non si può creare una condizione di massimo stress dopo una giornata di campionato dove hai pareggiato Bari, dopo una partita di Coppa Italia dove hai fatto 90 minuti che potevi vincere, hai fatto 0-0 a Cagliari e nei supplementari hai pareggiato al 123esimo. Una vittoria quindi per scacciare i primi malumori e nervosismi. Il Palermo affronta la Reggiana dopo il riposo forzato e ha una sola missione: tornare a casa con i 3 punti. Corini non cambierà moltissimo, esordio da titolare sulla sinistra per Lund, sulla destra in difesa spazio a Mateu, al centro Lucioni e Ceccaroni. Vasic, Stulac e Gomez saranno i perni del centrocampo. In avanti Di Mariano e Insigne supporteranno Brunori. Fischio d'inizio alle 20:30 al Mapei Stadium, presente 1500 tifosi rosanero. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.